Mister, che partita sarà domani con la Casertana? Una partita importante e determinante, diciamo, il risultato per la rimanenza in Lega Pro. Una partita importante sì, determinante no. Noi dobbiamo dare seguito, dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste 4 partite. Abbiamo lo spirito giusto, siamo propositivi e con l'entusiasmo giusto, umili e sappiamo dell'importanza che può avere questa partita. Una gara volenterosa, una gara di grande aggressività, una gara di voglia di fare risultato, una gara tattica ma nello stesso tempo vogliosi di mettere da parte il più prima possibile questa benedetta salvezza. Io durante la settimana, da quando faccio questo lavoro qua, mi vedo sempre 3-4 partite delle squadre che affronteremo. La Casertana ha degli ottimi giocatori e noi ci faremo trovare pronti per attaccarli nel loro lato debole, nei punti deboli loro. Bisogna stare molto attenti, ma più che preoccuparmi della Casertana io voglio la mia squadra che sia consapevole, senza ansia ma consapevole della propria forza, perché abbiamo dimostrato di essere siamo una buona squadra. Ecco, come vive la squadra l'incontro di domani? Serenamente perché chi lavora durante la settimana lo fanno bene, quindi siamo consapevoli che domani è una bella partita di calcio, loro vivono per questo, noi lavoriamo per questo, siamo pagati per questo, quindi noi siamo tranquilli e sereni, perché sarebbe più difficile se questa squadra qua avesse l'ansia da prestazione, non riuscirebbero a fare quello che magari speriamo che domani fanno. Noi abbiamo fuori Bramati, abbiamo fuori Palmiero per squalifica e Cocis che non è ancora rientrato, non è pronto per noi, poi altri siamo tutti 24 titolari, quindi domani vedremo, anche se già le vede chiare, ma domani vedremo come affrontarli. Sicuramente è una partita importante, quello non c'è niente da dire, ma non è la partita decisiva, quindi affrontiamo come abbiamo affrontato tutte le partite, sappiamo che la responsabilità magari è maggiore, però con molta tranquillità e serenità. Si può definire magari con i 3 punti di cercare di salvarti direttamente, però non è comunque il match decisivo, sono altre 3 partite molto importanti dove ci sono anche tanti scontri diretti, quindi ancora tutto da vedere. Ecco, tu sei stato un po' il punto di riferimento della squadra nelle ultime partite, devo dire che spesso hai salvato il risultato. Io cerco di fare sempre il massimo, cerco di dare una mano sempre ai miei compagni come lo fanno loro per me, e il minimo quello che faccio è per cercare comunque di dare un supporto in più anche sotto l'aspetto dell'esperienza a una squadra molto giovane.